Va ora in onda Spazio Più. Eccoci qua, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano dalle spiagge, dalla montagna, dall'ufficio, pochi quelli dall'ufficio perché ormai sono tutti in vacanza. Oggi, venerdì 8 agosto del 2025, sarà una puntata estremamente interessante con ospiti veramente di alto rango, ospiti che comunque credono in tutto quello che fanno, come comunque facciamo noi di solito da anni. Da noi viene solo chi crede realmente in quello che fa. C'è Mimmo? È collegato? Ah, ok, il bello della diretta. Oggi dicevamo, volevamo continuare ciò che abbiamo iniziato da un po', dare importanza e rispetto soprattutto a chi lo merita. Noi da tempo diciamo che per noi prima di tutto vengono le vittime di reato, perché l'attenzione e il rispetto va dato a queste persone, non ad altri, perché come ho detto settimana scorsa e come ho assolutamente scritto sui social, sono stanco di sentire tutte ste cavolate che questo periodo ogni anno ad agosto una delegazione di una certa parte politica, sempre i soliti noti, vanno nelle carceri accompagnati dai cari garanti dei detenuti, escono dagli istituti, iniziano con questi pseudo comunicati, fa caldo, si muore, poverini, li dobbiamo liberare, dobbiamo indulto, amnistia e altro. Basta, perché comunque c'è il collega che in sezione lavora a 40 gradi e non dice me ne voglio sta a casa, il collega sul muro di cinta che lavora a 40 gradi e non dice me ne voglio sta a casa, il muratore che lavora su un tetto a 45-50 gradi, poverino, deve fare il suo. Quindi questi signori hanno sbagliato ed è giusto che paghino, certezza della pena. E se proprio noi dobbiamo rivolgere l'attenzione va rivolta assolutamente alle vittime di reato. Oggi abbiamo con noi una persona che io reputo estremamente eccezionale, ho avuto il piacere di conoscerla, ci siamo sentiti stamattina. Appena gli ho detto la mia intenzione di invitarla in trasmissione, gli ha fatto piacere, questo mi ha fatto terribilmente piacere perché è una persona che si sta facendo valere, è una persona che purtroppo ha subito una situazione veramente orrenda, però non mi dilungo, tanto la conoscete. Volevo salutare Daniela Di Maggio, la mamma di Giorgio. Ciao Daniela, Daniela, come stai? Ciao, buonasera, grazie innanzitutto per l'invito, grazie a tutti i radioascoltatori e diciamo che sto sempre sul pezzo. Bene, non potrò mai più dirlo dal 31 agosto 2023 perché io sono morta insieme a mio figlio, però la Daniela 2, quella che state iniziando a conoscere da 2 anni, quella combattiva, quella che è contro ogni forma di ingiustizia, è quella che non si ferma e che va avanti come un treno. Eccomi, presente. Ecco, a noi fa un piacere enorme averti in trasmissione oggi. Daniela, ne approfitto per salutare anche il padrone di casa, il nostro co-conduttore Mimmo Magnetta che è in collegamento da Roma. Ciao Mimmo. Buongiorno Antonio e buongiorno Daniela, benvenuta fra noi. Buongiorno. Niente Daniela, ci racconti in pochi minuti Jojo, perché in tanti magari hanno sentito questa storia ha fatto il giro del mondo, me lo dicevi stamattina in privato, ha fatto veramente il giro del mondo. Però ci racconti Jojo, perché noi siamo abituati a dare attenzione a chi merita, non certamente a chi non merita, quindi Certo. preferiamo parlare di Jojo. Molto volentieri. Chiedo scusa, io ho un ritorno per cui se ti a cavallo è perché lo sento in ritardo. Ah, ok. La tua... Allora, eccomi, non sento meglio. Allora, ci tengo tantissimo innanzitutto a dire chi era Jojo, chi è Jojo. Jojo è... io cerco di parlare del presente perché per me si chiama è vivo, la mia associazione, l'associazione che ho intestato a Jojo si chiama Associazione Jojo Vive, di cui sono il presidente, che significa proprio Jojo è presente, vive ancora e vive attraverso la musica, perché lo slogan dell'associazione è armiamo i bambini di strumenti musicali. Innanzitutto Jojo è una medaglia d'oro al valor civile, è stato insignito dal ministro Matteo Piantedosi, e la cifra valoriale di Jojo si è vista tutta quella maledetta notte, innanzitutto perché in tutto quel gruppo di gente Jojo era l'unico musicista. Questa cosa ci tengo a sottolinearla perché
io tengo tantissimo al fatto che la musica venga divulgata in tutta Italia, in tutte le scuole, in ogni dove, perché la musica eleva lo spirito delle persone, ti rende più sensibile, più empatico. Infatti lui, per fare pace, per mettere pace quella maledetta notte, ci ha rimesso la sua esistenza. Giorgio al suo funerale, che ha avuto i funerali di Stato, quell'anno soltanto Silvio Berlusconi e Giovan Battista Cutolo hanno avuto i funerali di Stato, però Silvio Berlusconi era Silvio Berlusconi. Giorgio, che era un ragazzo anonimo, ha avuto i funerali di Stato meritatissimi, perché mio figlio ha sempre onorato le divise, ha sempre onorato la legalità, ha sempre onorato i principi dello stare insieme. Giorgio era uno che ascoltava tutti. Io voglio raccontare questa cosa per la prima volta a voi, perché è una cosa abbastanza privata. Tenete conto che alcuni amici di Giorgio, amici suoi del liceo, che avevano delle difficoltà familiari, personali, eccetera, eccetera, hanno vissuto 5 anni a casa mia, mangiando, bevendo e dormendo. Giorgio ogni qualvolta incontrava un suo amico fuori sede che aveva difficoltà a rientrare a casa, lo ospitava. Tanto è vero che la mattina, quando mi svegliavo, io poi avevo la mia camera da letto in soppalco, scendevo giù al salotto, dopo che ero andato in cucina a fare il caffè, e trovavo un salotto che mi sembrava un campo di concentramento, pieno di ragazzi, chi dormiva sul divano, chi sulla poltrona, chi per terra, chi nella stanza di mia figlia quando mia figlia stava dalle amiche. E questa cosa per me era talmente un motivo di orgoglio, perché io dicevo: guarda sto figlio mio quanto è sensibile alle fragilità degli altri, quanto è vicino ai problemi degli altri. Tra l'altro i migliori amici di mio figlio, l'ho sempre detto, sono 2 ragazzi di colore, e soprattutto lui aveva proprio la capacità di intercettare la persona che aveva difficoltà, e appena la intercettava si metteva immediatamente a stendergli una mano. Però era anche un ragazzo con una dialettica pazzesca, aveva un linguaggio forbito, pensieri articolati, aveva una capacità a 24 anni di veramente di mettersi nella tasca uomini di 40 e 50, perché Giorgio aveva una densità di coscienza talmente forte e potente che quando stavi a 10 centimetri da lui te ne innamoravi come persona, te ne innamoravi come individuo, fermo restando poi l'enorme, immenso talento, orecchio assoluto, compositore. Pensa che da bambino dall'orchestra, la nuova orchestra Scarlatti Junior, passava alla senior, vedevi l'unico bambino chiattonzello in mezzo agli adulti, perché era talmente talentuoso che il maestro Russo lo chiamava a suonare anche nella senior e anche in tutte le altre orchestre. Detto questo, io vi dico che mio figlio è una vittima di un sistema che si è talmente messo dalla parte dei malvagi, dei cattivi e dei carnefici, che mentre un ragazzo come mio figlio, se nasce con tutte le sue capacità meravigliose, le sue sensibilità e la sua capacità artistica, forse nascerà fra 20 anni, il killer di mio figlio ne nasce uno ogni 5 minuti, soprattutto nei quartieri malfamati della nostra città, della regione Campania e di tutta Italia. Quindi guardate la società quanto sta in maniera demoniaca dalla parte del carnefice e quanto non stia più dalla parte della vittima. Allora io ho detto basta, e da quel maledetto giorno, quando ho visto che mio figlio è stato ucciso da una macchina di carne priva di pneuma, lui non sa neanche chi è il killer di mio figlio, perché è talmente solo un essere spregevole fatto di carne, non di spirito. Quando era a piede libero e quell'uomo lì, quel ragazzo lì, doveva essere invece chiuso in carcere perché aveva già fatto un tentato omicidio, truffe alle vecchiette, risse aggravate, entrava e usciva dal tribunale perché lo trovavano con le armi addosso, quello lì a piede libero, per questo garantismo ideologico assurdo, ha ucciso Giovan Battista Cutolo. Ecco perché tutto questo deve finire. Mi trovi Scusatemi, pienamente. no, Daniela, però mi trovi pienamente d'accordo. Ecco la scelta, perché poi di un'altra cosa che voglio parlare, che secondo me è importante e fondamentale, perché di recente c'è stata una conferenza stampa al Senato dove era presente anche un nostro amico in comune, e te lo presento, che è in diretta con noi, è il senatore Gianluca Cantalamessa. Già Gianluca, ti ho fatto una sorpresa, Daniela. Dai, ma che sorpresa! Ciao Gianluca.
Ciao Daniela, Dai, ciao Antonio, un saluto a chi ci segue da casa. carinissimo. Vabbè, abbiamo fatto questa cosa insieme perché io credo che Daniela abbia avuto il più grande dei dolori che non si riesce neanche a curare al peggior nemico e ha avuto la forza, la determinazione di trasformare quel dolore in impegno perché non accadano più queste cose e quindi lei dal giorno dopo del funerale ha detto mi impegnerò perché non accadano più tragedie del genere. Assolutamente. Assolutamente. Ed è importante perché dobbiamo essere noi adulti consapevoli. A me chi mi dice i ragazzi di oggi non servono, no, il problema non sono i ragazzi di oggi, il problema è la nostra generazione. I ragazzi di oggi sono migliori di noi, siamo noi che siamo peggiori dei nostri genitori. I nostri genitori hanno avuto il coraggio di mettere regole, di darci dei valori e di insegnarci il rispetto, cosa che noi come generazione, per colpa di una politica pseudo-buonista quasi sempre di sinistra, non siamo riusciti a mettere. E le conseguenze sono 44.000 reati in Italia nel 2024 commessi da minorenni. Noi stiamo provando a cambiare, invertire la tendenza sia per quel che riguarda la prevenzione che è l'aspetto fondamentale e la Lega su questo ha fatto tanto. Abbiamo ripristinato l'educazione civica, abbiamo ripristinato la bocciatura con il condotta, abbiamo ripristinato l'obbligo dei giochi della gioventù perché lo sport dà quei valori e quel senso di squadra, di appartenenza che può aiutare i ragazzi. Abbiamo previsto per le famiglie che non fanno seguire la scuola dell'obbligo ai propri figli, abbiamo previsto la perdita di qualsiasi misura di sostegno al reddito, vedi reddito di cittadinanza, la legge 104. Quindi stiamo provando a dare un'altra volta quelle regole che sono prima i ragazzi che vogliono. A me una cosa che mi ha impressionato di Daniela è che una volta lei ha raccontato, non mi ricordo neanche se in un'intervista o parlando diciamo in via riservata tra amici e quant'altro, lei è andata nel carcere, ha guardato vari killer e ha detto tu hai avuto una mamma che non ti ama. Giusto. E questo credo che sia il senso della forza di Daniela, perché una donna che ha subito quel dolore e che riesce ad andare perché poi alla fine è quello, è regole e valori. Gli ultimi decenni, per colpa di politiche pseudo-buoniste di sinistra, abbiamo tolto le regole e anche i valori, perché se il videogioco più venduto, tra i più venduti al mondo, si guadagnano punti e si vince ammazzando poliziotti e vendendo droga, se ci sono magliette come mafia o narcos che possono essere, come si dice, prese come simboli dai ragazzi, significa che abbiamo sbagliato noi. Gianluca, se ci sono fiction che comunque parlano di realtà completamente diverse rispetto a quelle che sono le vere realtà o sponsorizzano i vari serial killer, boss e altro, su questo bisogna fare una grossa riflessione perché effettivamente c'è una comunicazione che fa solo del male ai nostri figli. Io non so se Daniela è intervenuta sulle proposte di legge che abbiamo presentato, dietro il suo input, dietro il suo dietro sua indicazione, ma una di queste leggi è l'interdizione e l'istigazione a delinquere in danno di minori con metodo mafioso, anche se per il tramite di canzoni. Pensiamo a tutti i trapper che invitano a Milano piuttosto che alcuni neomelodici in Campania al latitante, a quello che ha ammazzato ha fatto bene, a quello che ha picchiato la donna. Basta. Da delinquenti passano eroi. Bravo, non puoi più con la scusa dell'arte istigare a delinquere un minore, altrimenti ti fai tra 1 anno e mezzo e 3 anni di carcere. Punto. Una cosa è l'arte, un'altra è l'istigazione a delinquere. E l'altra proposta richiesta da Daniela è quella sicuramente dell'oscuramento dei profili social dei condannati e di chi va in carcere per i reati più gravi, quindi parliamo di omicidio, criminalità organizzata, perché non è pensabile che tu abbia fatto
del male a qualcuno e ti vai a osannare perché magari ti fai arrivare il cellulare in carcere o hai dato le tue credenziali del tuo profilo ai tuoi amici e loro dicono che quello lì, quella bestia che ha fatto quello che non doveva fare, lo vanno ad osannare sul suo profilo. Quindi come pena accessoria hai sbagliato, hai approfittato, sei stato una bestia e io ti oscuro tutti i profili social. Questa legge è una legge che abbiamo presentato e diventerà legge appena sarà incardinata in commissione, e sono due leggi che volute fortemente da Daniela, perché io lo dicevo prima, io ho avuto il piacere di conoscerla perché Daniela è stata spesso dal sottosegretario Ostellari, che insieme a te avete fatto veramente un lavoro immenso, che gli è stato riconosciuto a Giorgio, anche se può contare poco, comunque la giustissima importanza. Gianluca, io volevo aprire un tema, anche se so che entrambi avete da fare, però volevo aprire un tema, ed è quello che Daniela ha dichiarato settimana scorsa sulla questione candidatura di Daniela, e comunque Daniela è Lega e si candiderà con la Lega. Per me è una notizia bellissima, perché ben vengano persone per bene, persone che hanno voglia di fare, di dare e di far capire dove sta la legalità, non altro. Si leggeva in giro qualche commento, qualche articolo. Io voglio dire a questi signori, è un mio pensiero, poi lascio la parola a voi, a questi signori che scrivono i sapientoni, leoni da tastiera: Daniela Di Maggio ha subito una tragedia enorme, immensa, che voglio dire, il grande coraggio che ha avuto questa donna è comunque ad alzare la voce, a far capire agli altri: ragazzi, oggi è toccata a me, ma poteva toccare alla qualsiasi. Detto ciò, perché Daniela Di Maggio si è schierata con la Lega? Non perché gli è simpatico Gianluca Cantalamessa, Andrea Ostellari o Matteo Salvini, semplicemente perché ha avuto dalla Lega la giusta e soprattutto la costante e la vera attenzione, perché la Lega ha ascoltato il grido di Daniela. La Lega dal primo giorno è stata a fianco a Daniela, non l'ha abbandonato un minuto. Ripeto, con il sottosegretario Ostellari, con il senatore Gianluca Cantalamessa, l'onorevole Zinzi e Matteo Salvini. Quindi prima di parlare informatevi, leggete e poi magari potete esprimere un'opinione. Noi saremo sempre al fianco di Daniela, io personalmente, ma lo so Gianluca e tutta la Lega, perché la Lega, lo diciamo sempre, Gianluca è dalla parte delle persone oneste e delle persone giuste. Daniela, chi deve rispondere? Daniela. Ok. Allora, intanto volevo ringraziare di nuovo Gianluca, lui stava per terminare perché l'ultima parte del trittico della legge Giorgio riguarda il garante delle vittime, che ho fortemente voluto, insieme a loro l'abbiamo proprio studiata questa cosa, perché in un paese democratico come il nostro è impensabile che ci sia il garante dei detenuti e non ci sia il garante delle vittime. Quindi anche questo per me, per Gianluca Cantalamessa e per Ostellari, è stato un punto cardine di grande proprio senso civico, no? Nei confronti delle vittime che in qualche modo sono trascurate, mentre il carnefice è sempre tutelato in ogni dove. Allora, io ci terrei tanto a dire una cosa, e questa cosa io la sto dicendo da 2 anni, perché devi sapere che io sono 2 anni che giro tutta Italia, in tutte le scuole, oratori, teatri, convegni, perché essendo anche una dottoressa che è in grado di parlare alle pance dei ragazzi in maniera scientifica, perché lo faccio per mestiere da 30 anni, io andando a parlare ai ragazzi sono molto diretta, no? Nel senso che dico proprio, gli faccio ben capire qual è il male, qual è il bene, ma proprio attraverso Giorgio. E facendo tutto questo giro, questo tour, io ci ho tenuto tantissimo a evidenziare un dato certo. Io ho detto: guardate, vi dico una cosa, tutto quello che io sto facendo a vantaggio della polis lo sto facendo Daniela Di Maggio pro bono polis, però io devo ringraziare tutte le persone della Lega, da Ostellari, Matteo Salvini, Gianluca Cantalamessa, Zinzi, ma c'è anche Pina Castiello che si è molto spesa anche da mamma e da donna affinché io arrivassi a Gianluca, arrivassi a tutti quanti a dire quali erano le mie proposte, quindi anche questo è stato molto importante. Brava. Io ho detto: guardate, all'indomani della morte di mio figlio mi ha chiamato la Premier Meloni, perché il 31 agosto lei stava a Caivano e ci fu questo enorme boato che avevano ucciso un musicista indifeso alle spalle per salvare un ragazzo, e poi mi ha chiamato subito dopo
Matteo Salvini, cioè Matteo Salvini non stava in campagna elettorale, non doveva fare proselitismi, non doveva cercare voti, non doveva cercare consensi, mi ha chiamato proprio perché in maniera emotiva mi ha dimostrato la sua vicinanza. E quando lui mi ha detto: signora Daniela, cosa posso fare per lei? E io gli ho detto: Matteo, aiutami a cambiare la legge sui minori, che è quella che ha ucciso mio figlio. Lui mi ha detto: partiamo. E se proprio devo dirla, Matteo Salvini, che viene considerato sempre il cattivo, il mostro, il fascista, il razzista, ha avuto un'empatia che io non ho ritrovato in persone, quelle dell'altro lato, che io sto ancora aspettando la telefonata di una Ellis Line. Cioè, la Ellis Line probabilmente si è persa nell'armadio dell'armocromista, perché mi hanno chiamato da tutto il mondo, sono venuti i giornalisti dalla Spagna, dalla Germania, dalla Francia, mi hanno chiamato dal Canada, mi hanno chiamato dall'America, e poi io non posso assolutamente sentir dire una roba del genere. E quando sono andata dal sottosegretario Ostellari, io non ho trovato persone ciniche delle istituzioni, sai, che ti mettono soggezione con una certa distanza. Io ho trovato un uomo che con quei suoi occhi azzurri, così trasparenti, così limpidi, un professionista, mi ha guardato negli occhi con le lacrime negli occhi e ha detto: signora, io l'ascolto. E io gli ho detto, io poi davo del tu a tutti perché ero nel pieno panico e nel pieno dolore, ho detto: Andrea, così proprio, tu mi devi far cambiare questa cosa, devi fare il reato di stesa, devi fare questa cosa qua, perché ne stiamo rovinati a Napoli. E l'età minorile, ho portato 2 report di una neuropsichiatra e di uno psichiatra, da cui si evince che i minori di oggi non hanno un organo proteiforme come il cervello assimilabile a quello dei minori di 30 anni fa. Io 30 anni fa giocavo a Monopoli, giocavo a Barbie. Oggi i minori di oggi stanno su YouPorn, guidano i T-Max, alle 5 del mattino stanno per strada con gli spritz in mano, con le canne. Ma scusatemi tanto, ma dove stiamo andando a dare? Soltanto perché il garantismo ideologico ti impone di dire che noi dobbiamo rispettare il minore perché il minore in tanto quale. Ma se è un minore che uccide ed è un minore che quella notte maledetta stava fuori, vuol dire che non è un minore, tu me lo devi giudicare come un uomo adulto, punto. E questa è la mia battaglia che ho intrapreso, e questa è la mia battaglia che porterò con la Lega. E io ho trovato delle persone meravigliose, intanto tutti esperti, tutti professionisti, persone che non urlano, persone gentili. E io, poiché porto avanti la rivoluzione della gentilezza di Jojo, io ci tengo a dire che se io avessi trovato minimamente delle persone distanti dal mio pensiero di gentilezza, io ovviamente non avrei mai accettato. Quindi la gente, ma quanto è stupida, vuole capire che Daniela Di Maggio sono 30 anni che lavora con le fragilità e con le persone che hanno difficoltà, vuole capire che Daniela Di Maggio è la mamma di una medaglia d'oro al valor civile. Daniela Di Maggio era così scema che si metteva con gente che sono comunque completamente l'opposto suo. Allora, signori, queste cose vanno gridate, perché la gente va scossa, perché dormono tutti. Io non ci sto, io sono una che la comunicazione la sa fare, perché lo faccio per mestiere, quindi io questa narrazione infettata, inquinata, la cambierò, perché lo farò vedere con le azioni. E vi dico una cosa: Krishnamurti, che è un grande filosofo indiano, orientale, diceva una cosa bellissima: le idee, gli ideologismi sono falsità, quello che è vero è quello che ti gira intorno. Allora giriamoci intorno e intanto vediamo che Giovan Battista Cutolo è stato ucciso da un minore che non doveva essere a piede libero, punto. E mi fermo qui. Hai perfettamente ragione. Signora Di Maggio, Ma io però c'era qualcuno che mi doveva fare un applauso. No, l'applauso virtuale sicuramente sarà arrivato da tutti coloro che ci stanno ascoltando. C'è Mimmo Magnetta che vuole farti una domanda. Vai, Mimmo. Vorrei fare una domanda. Sì. Signora Di Maggio, Sì. io ho guardato un attimino sui social, sulle note di stampa, tutto il fatto che l'ha colpita tragicamente, ed è una cosa terribile sopravvivere figli. Ovunque appunto ho trovato appunto una descrizione ricca su quello che appunto lei sta facendo e su quello che appunto era Jojo, ma non sono riuscito a conoscere il nome dell'omicida. Io
da questa Glielo trasmissione dico che ho perché, impostato glielo 25 anni fa, dico io perché. ho sempre Perché da avuto quando, l'abitudine di fare... No, chiedo scusa, sento Sì. sfalsato. no, no, Ha prego, finito? prego. Sì, sì. Posso dire No, o vada, devo vada. continuare? No, vai Daniela, Ah, vai. allora, glielo dico io perché, poiché ad esempio io stimo molto Gianluca Cantalamessa, io non c'è un momento che non lo nomini, dico Gianluca Cantalamessa, Gianluca Cantalamessa, Gianluca Cantalamessa, perché ci tengo tantissimo a Gianluca Cantalamessa. Nel momento in cui io una persona la disprezzo, devo assolutamente non nominarla, quindi io volutamente l'ho sempre chiamato LB con le sue iniziali, quasi nessuno conosce il suo nome e cognome, perché già nominarlo significa dargli un'entità e un'importanza. Questa persona deve rimanere un'iniziale, perché io l'ho sempre detto, lui non è un essere umano, è una macchina di carne priva di pneuma. Chi ha fatto gli studi classici sa che pneuma significa anima, spirito, ok? Quell'uomo privo di spirito non va nominato e io ci tengo tantissimo affinché non venga mai nominato. Giovan Battista Cutolo deve stare sulla bocca di tutti, ma LB non deve stare sulla bocca di nessuno. Hai Perché ragione. non lo merita. Io sono una che, se andate a vedere, non ho mai nominato le persone dell'opposizione. Oggi è la prima volta che ho nominato Elly Schlein, perché lo devo dire, sto ancora aspettando la sua telefonata. Lei che si batte per le sensibilità, cioè per le minoranze, per tutte le ingiustizie, Salvini mi ha chiamato. Quindi chi è più sensibile, Schlein o Salvini? Io direi Salvini, almeno per il mio punto di vista, perché è quello che mi è stato vicino e mi ha teso una mano. Io non nominerò mai le persone dall'altro lato, sa perché? Perché non gli voglio dare importanza, io voglio nominare le cose che facciamo io e la Lega da questo momento in poi. Daniela, Me ne frego di quello che non fanno gli altri, a me frega quello che facciamo noi. Assolutamente. Daniela, ti leggo un messaggio che è appena arrivato. Sì. Grande signora Di Maggio, un abbraccio da Bergamo. Ti voglio bene, mola mia, con una sorta di applausi. Mola mia in bergamasca e non mollare mai. Bene. Quindi è... Ringrazio enormemente questa persona. Sì. Gianluca. Niente. Allora, tu parlavi della candidatura Sì. di Daniela. In questo momento tu stai parlando come ben sai, con il capogruppo in commissione antimafia della Lega, il responsabile del Dipartimento Nazionale Antimafia della Lega e il segretario provinciale della Lega di Napoli, per cui in ambo i ruoli che ho l'onore di ricoprire non posso che essere contento e ho caldeggiato anche io, sono stato tra quelli che abbiamo chiesto, perché se non mettiamo questa passione, questa professionalità e questa determinazione che ha Daniela Di Maggio, perché poi sui social andate a candidare un incompetente, andate a candidare un analfabeta, io invito chi ci segue da casa a pensare che si possa definire analfabeta una persona che si è espressa fino adesso così in merito a una cosa così profondamente sentita. Quindi questo per quel che riguarda l'odio al quale gli haters ai quali facevi riferimento tu, Antonio, prima sui social. E io credo che le istituzioni, nel momento in cui si riempiono di amore, di determinazione, di forza, di coraggio, di preparazione, possono solo migliorare. Per cui è un inizio di un percorso di Daniela, e questo l'ha detto prima di tutto il nostro segretario Matteo Salvini, che ha una sensibilità, e su questo ha ragione Daniela, a volte a chi non lo conosce non arriva, ma potrei raccontare tante cose di Matteo Salvini che fuori dai circuiti televisivi o mediatici quotidianamente quell'uomo fa, e non è un caso che Daniela poi si sia avvicinata a noi, perché noi da sempre siamo stati sul tema. Io la prima proposta di legge sulla delinquenza minorile l'ho presentata nel 2019, 4 mesi dopo essere stato eletto per la prima volta, ma ricordo che il decreto Caivano recepisce gran parte delle proposte della Lega che furono presentate in una proposta di legge a prima firma di Andrea Ostellari nella vecchia legislatura. Quindi gran parte del decreto Caivano è frutto del lavoro fatto da Andrea Ostellari. Quindi io poi ho presentato una proposta di legge sull'apologia di mafia, perché non è giusto
che ci sia qualcuno che inneggi alla mafia, cioè esiste l'apologia del fascismo, deve esistere l'apologia di mafia, e su questo ho presentato una proposta di legge 2 anni fa, ben prima, voglio dire, che Daniela, perché poi dicono adesso voi vi iniziate a preoccupare della delinquenza giovanile, sempre gli haters sui social, andate a studiare e vedete da quando la Lega si è preoccupata di un problema che nessun altro partito vede, perché poi non è solo delinquenza, è anche crisi valoriale, è anche questo fatto che questi ragazzi non sognano più, e quindi, come posso dire, l'importanza del sogno. I nostri nonni sognavano, avevano fame, perché dopo la seconda guerra mondiale era una festa mettere una fetta di carne sulla tavola, ma sognavano, avevano i calli in mezzo alle mani, non erano laureati, e hanno fatto diventare l'Italia, da che era un paese distrutto, la quinta potenza mondiale. E i ragazzi di oggi non sognano più, e vogliamo dare la colpa a loro o al fatto che noi non abbiamo più gli attributi di formarli e di passargli del rispetto delle regole e dei valori? Questo è l'obiettivo che ha la Lega, e è onorata del fatto che Daniela abbia scelto di fare le sue battaglie all'interno del nostro movimento. Gianluca, andiamo 30 secondi in pubblicità, perché altrimenti la regia mi ammazza, poi vi saluto ad entrambi, però voglio una bella chiusura, quindi 30 secondi e ritorniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Eccoci di nuovo in diretta, perdonatemi ma ci sono gli spot pubblicitari da mandare. Gianluca, noi ovviamente non molleremo di 1 millimetro, saremo lì a sostenere Daniela, ovviamente la Lega, ma a sostenere Daniela e a far capire a chi ha un minimo dubbio che prima di parlare è meglio accertarsi e capire il perché di certe scelte, e il capire, soprattutto rispettare il dolore di Daniela, perché è quel dolore che gli dà immensa forza. Io la apprezzo e la stimo proprio per questo. Grazie. Grazie. Io, per chiudere, così poi lascio la parola a Daniela, posso dire solo una cosa. Quando fai politica sei un ottimista di natura, perché pensi che le cose possano migliorare, altrimenti fai politica per interessi, perché devi sistemare tuo figlio, tua sorella, tuo cugino, devi pensare a dei fatti illeciti. Quindi noi facciamo politica per passione, sottraiamo tempo alle famiglie, sottraiamo tempo agli amici, perché riteniamo che i ragazzi di oggi siano migliori dei ragazzi di ieri. Ci serve il nostro lavoro, il nostro impegno, e mi piace sempre chiudere con un discorso, diciamo, un messaggio positivo: il bello deve ancora venire. Assolutamente, mi trovi, però Gianlu, hai saltato il nostro Shatamish, quindi il mio grido di battaglia, che per gli amici che non sono napoletani vuol dire svegliamoci. Gianluca, niente, volevo leggere un messaggio prima di salutare Gianluca, che è appena arrivato. È piena vicinanza alla signora Daniela, da ammirare il coraggio e la voglia di stare dalla parte dei giusti, nonostante il grande dispiacere. Da sostenitore non posso che essere felice della sua partecipazione e del suo ingresso nella famiglia della Lega. Vada avanti, la sosteniamo, e soprattutto grazie. Poi ringrazia Antonio per l'impegno di sempre. Vabbè, questi sono messaggi che fanno veramente piacere. Vedi che la gente per bene dalla tua parte, dalla nostra parte, certo, ma dalla tua parte soprattutto. Gianluca, ti saluto, perché so che saluto Antonio, saluto a Daniela e a chi ci ha seguito, e al lavoro. Ci sentiamo presto. Qualche giorno di riposo proprio, e poi si riparte, perché dobbiamo cambiare tante cose. Saluto a tutti e Gianluca, che ne pensi? Secondo me il cambiamento della campagna deve partire dalla sicurezza. Dalla sicurezza, dalla sanità. Perché è impensabile pensare che ci sia bisogno di 9 mesi per avere un'ecografia, dai trasporti pubblici, perché è inimmaginabile pensare che una funicolare
sul Monte Faito sia caduto e siano morti dei turisti per cattiva manutenzione, dei finanziamenti europei che non vengono spesi. L'alternativa non può essere politica clientelare e reddito di cittadinanza, che sono le due cose offerte al centro-sinistra, perché il centro-sinistra fa la campagna elettorale su due cose: politica clientelare per la gestione del potere del PD e reddito di cittadinanza a livello regionale, che tanto male ha fatto. I dati, qualsiasi dato economico mostra in controtendenza l'andamento economico del Sud, perché abbiamo il più basso tasso di disoccupazione meridionale e giovanile degli ultimi 35 anni, perché in questo momento al Sud si stanno cercando 110.000 posti di lavoro e non ci sono persone che trovano, abbiamo un eccesso di domanda di lavoro rispetto all'offerta di lavoro. Quindi questo per dire che i campani non vogliono vivere di reddito di cittadinanza e politica clientelare, e quella politica che si è nutrita della fame dei propri elettori sarà sconfitta alle prossime regionali. Ma soprattutto, chiedo scusa Giallo, ti voglio appoggiare un attimo questa cosa. Credo che tu sappia perfettamente quello che è accaduto pochi minuti fa e che sta su tutti i social, una cosa scandalosa. Io sono intervenuta immediatamente perché ho detto: immediatamente dovete dire che questa cosa non va bene, perché se facciamo entrare nelle istituzioni pregiudicati subumani e con subcultura state facendo un danno d'immagine anche a noi che facciamo bene politica. Sapete bene, no, che cos'è accaduto? Che un consigliere regionale dell'opposizione ha fatto entrare una nota TikToker che non nominerò perché non se lo merita. Veramente quella è una subumana con subcultura che non sa neanche non l'hai nominata, ma abbiamo già capito. Io non voglio proprio nominarla, e io immediatamente mi sono fatta sentire con le istituzioni, perché ho detto: se noi consentiamo ad una pregiudicata di entrare nelle istituzioni, vuol dire che state offendendo anche a chi la politica la fa veramente onestamente e la vuole fare con grande impegno. Quindi questo va detto. Intanto poi, se io sono una incompetente con un liceo classico, una laurea e 2 master, bisogna capire chi sono i competenti secondo il punto di vista di queste persone. A me non me ne frega un bel niente degli haters e tutto quanto, perché io vado avanti con la forza e l'impeto che mi vengono dettate dalla voglia di dare senso a un'insensatezza come la terribile e tragica morte di mio figlio, e farlo con le persone giuste, con gli intenti giusti, e per tutta la regione Campania, per Napoli e per tutta Italia. Questo è il mio intento. Se le persone questa cosa l'apprezzano, allora vuol dire che c'è tanta gente per bene che veramente può credere in Daniela Di Maggio e nella Lega. Chiuderei così. Assolutamente. Gianluca, un abbraccio, ci sentiamo presto. A chi ci ha seguito da casa e a Daniela. Grazie per l'invito. Ciao Gianluca, ciao. Grazie, ciao Gianluca, ciao Mimmo, a tutti quanti. aspetta Daniela, Mimmo, ok. Mimmo, hai una domanda per Daniela? Non so se posso parlare io. Devi. No, poi sei il padrone di casa, se non parli tu posso mai parlare io. Sa solo da 8 anni. Il padrone di casa ancora, alla finita. Boh. Io poi tanto di casa ormai non lo solo, perché sono in centro Italia, perciò mi sento molto lombardo. Ci sei più lombardo tu di me. Daniela ha detto un sacco di cose giuste. Non sono d'accordo sul fatto che lei non voglia nominare certe persone che gli hanno fatto tanto male, perché oggi sono stato nei giorni passati a Roma e ho potuto trovare, ho comprato il Mattino, no? E praticamente sulla cronaca di Napoli, a pagina 27 di sabato 2 agosto del Mattino, mi trovo la giustizia in nodi, il clan Moccia, la svolta, scarcerati 9 imputati, processo al rallentino. Tutti liberi, l'ho letto pure io. Sì. Perché poi presso quelli ne sono stati scarcerati anche altri. Allora io chiedevo appunto il nome di questo, perché l'omicida di Giorgio sicuramente appartiene a qualche famiglia, e ripeto, io allora, Mimmo, ti interrompo un attimo per dirti: loro vorrebbero appartenere ad una famiglia, perché per questa gente che fa parte della mala di Napoli, appartenere ai clan è motivo di fregio, no? Mentre per me è motivo di fregio, come dire, appartenere alla mia famiglia di gente per bene, per loro è motivo di fregio appartenere
appartenere ai camorristi. Quindi, poiché invece la famiglia del killer di mio figlio sono delle inutili persone che si atteggiano, vorrebbero essere camorristi ma non lo sono, se tu dici non e hanno nomini il manco nome saputo del tuo educare un killer, figlio, non gli hanno, fai, non gli hanno fai nemmeno saputo pubblicità. educare Io un tutto figlio. questo non lo voglio fare perché sono meno che zero, hai capito loro? Sono soltanto persone che fanno danno alla società, perché mentre io ho speso tantissimo per accudire mio figlio e per renderlo l'uomo meraviglioso che era, loro e il loro figlio l'hanno buttato per strada a diventare un delinquente. Mentre le mamme che amano mettono gli strumenti musicali in mano ai figli, le mamme che non amano gli mettono le pistole. Ok? Quindi, poiché a Napoli ci sono tantissime mamme che non amano i loro figli, che li fanno giusto per, in maniera animalesca, poi dopo gli mettono coltelli e pistole in mano, capito? Questo è il danno di questa società. Assolutamente. Daniela, ma tu Perciò lo sai non che... lo nominerò mai, Mimmo, scusami, ma No, non gli voglio dare assoluta importanza, perché non ne ha no. assolutamente niente. Su Mentre que- Giorgio è amato ed è il ragazzo più conosciuto al mondo, lui è una nullità e nullità deve rimanere. Ti posso solo dire che sta in Calabria, sta lì, c'è sperduto, e spero che ci resti per tutti i 17 anni che ha avuto. Che a dircela tra noi sono pure pochi, considerate che ha tolto la vita a una persona, però il reato è commesso da minorenne, va bene così. Però Antonio, Sì. Antonio Fellone, volevo chiedere a Daniela Di Maggio se lei si rende conto che entrando, avendo accettato sto ruolo dal partito, dalla Lega, lei praticamente si troverà, oltre che a ricordare la figura del figlio, a ricordare comunque alle famiglie come si educano i figli, cioè si troverà appunto ad avere a che fare anche con situazioni, con organizzazioni criminali che appunto istigano la gioventù praticamente all'uso del crimine. Daniela, tu sei cosciente di questo? Mimma è la sua Cioè, battaglia. come Ti pensi? risponderà Daniela, ti risponderà Daniela, però è la sua battaglia. Vai Daniela. Allora, intanto io sono la mamma di Giovan Battista Cutolo, che quella sera è stato l'unico essere meraviglioso, coraggioso, e Giorgio ci ha insegnato in un mondo di vili che cos'è il coraggio. Tutti dicono che Giorgio amava Iron Man, era il suo supereroe preferito e lo chiamano Iron Man, no? Se mio figlio è il supereroe, allora io sono una supermamma. Io non ho paura di nessuno, perché i vili hanno paura di non dire la verità. I servi del padrone hanno paura di non dire la verità. Io non sono la serva del padrone di nessuno, non sono una donna vile, e anche se ho scelto la bandiera della Lega resto comunque una donna con un suo pensiero personale, ovviamente. E quindi io il mio pensiero personale lo dico senza aver paura di nessuno, perché le battaglie vanno portate avanti fino in fondo, poiché noi questo mondo va a rotoli perché siamo pieni di vigliacchi e di gente vile, di venduti, di gente che tutta come dire sta in maniera appiccicosa, no? nelle situazioni relazionali. Il mio do ut des è tutto cristallino. Mi trovi pienamente Io d'accordo. voglio rimanere così, indenne. Io l'ho detto anche a Gianluca Cantalamessa, io l'ho detto anche a Pina Castiello, io l'ho detto anche a Giampiero Zinzi, ho detto guardate, io sono questa, offro il mio capitale umano, i tecnicismi della politica non mi appartengono, mi appartiene la voglia di fare per la polis. Se mi volete io questa sono, punto. Vabbè, si è stata accolta non a braccia aperte di più perché ecco, voglio ricordare voglia. anche ovviamente il sottosegretario. Voglio dire questa cosa, Sì. Cioè tutti quanti criticano Matteo Salvini, ma forse quanti di loro vorrebbero non lo le belle parole spese da Matteo per Daniela Di Maggio in conferenza stampa avanti a tutta Italia. Il signor Matteo Salvini è sempre un vice premier ed un ministro della Repubblica Italiana, e comunque non è sicuramente il mio vicino di casa che porta a spasso il cane, una persona semplice e modesta, è pur sempre un uomo delle istituzioni, quindi un uomo di grande profilo e va rispettato. Assolutamente, ma soprattutto Matteo Salvini, per chi non ha il piacere di conoscerlo di persona, è una persona di un'umiltà, ma soprattutto di una sensibilità esattamente, enorme. è questo che mi ha fatto convincere proprio di una stare dalla sensibilità parte vera e enorme, Lega. perché io voglio raccontare un fatto che ci siamo detti stamattina in privato al telefono. Quando è successo il collega Carmine De Rosa ha avuto quel problema all'ospedale di Milano, perché
per rincorrere un detenuto. Il collega è precipitato Sì. ed è stato in coma qualche mese. Io ho avvisato subito il ministro Salvini dell'accaduto e lui mi ha risposto: perfetto, se vuoi domani mattina andiamo a trovarlo in ospedale, sarò su Milano, lo andiamo a trovare in ospedale, però non dobbiamo dire nulla, niente a nessuno, perché ci andiamo come visita privata, ci vado come vice premier e come ministro, non certamente per fare propaganda d'altro, tra l'altro che comunque lui già era vice premier e comunque non c'era sicuramente nessuna campagna elettorale. Matteo Salvini è venuto a Milano, siamo andati dal collega, ha portato i saluti alla famiglia, ha voluto parlare con la famiglia, ha portato la vicinanza e se n'è andato senza pubblicità, comunicati Ecco. o altro. Questo è Matteo Salvini. Te È la la dice stessa lunga. cosa, è successo anche con te, quindi è stata una persona che ti è stata vicino da subito, senza fari o altro, perché lui è fatto così, però dall'esterno magari. Sai com'è? Come si dice quando la volpe non arriva all'uva? Dice che acerba, no? Daniela. Dice nondum matura est. Ecco, appunto. Quindi io prima mi sono dimenticato di citare anche il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Pina Castiello, che anche lei ha fatto tanto per te ed è stata immensamente vicina. Quindi, quindi voglio dire, diciamo, tutte queste persone che fanno gruppo nella Lega, tutte comunque ti sono state vicine, certo, perché il modus operandi della Lega è proprio questo, cioè entrare nei fatti e stare vicino alle persone per bene. Tu sei, oltre purtroppo ad essere protagonista di questa cosa bruttissima, perché chi ha un figlio può realmente capire quello che si prova, ma sei una splendida persona, una persona per bene. Rappresenti la Napoli per bene, è quella che io da campano urlo e dico, perché esiste una Napoli per bene. Come su quello noi dobbiamo lavorare, e come dicevo prima a Gianluca, bisogna ripartire dalla sicurezza, sì, la sanità e altro, ma in primis la sicurezza, perché assolutamente noi in futuro dobbiamo assistere a altri altre situazioni che hanno visto protagonista Giambattista Cutolo, che lo ripetiamo, Giambattista Cutolo Giorgio. Sì, Mimmo. Antonio Collone e Daniela Di Maggio. Io ci aggiungerei una cosa che è sfuggita al senatore, ci aggiungerei l'istruzione, perché è considerato fondamentale. che a Napoli, come anche in tante altre zone d'Italia, ci sono genitori o famiglie che non sanno educare i propri figli, allora noi dobbiamo dare maggiore ossigeno, maggiore possibilità, maggiori finanziamenti all'istruzione, affinché i giovani che stanno buttati in mezzo alla strada e che non hanno la fortuna di avere una mamma così splendida come Daniela, trovino appunto quello che non trovano in famiglia, lo trovino nelle istituzioni, perché a volte la colpa è delle istituzioni che mancano, insomma. La prima istituzione che viene a mancare. Prego. Scusami, no, volevo dirti che questo, vabbè, perché poi in una conversazione a volte possiamo trascurare qualche passaggio, ma questo anzi è un passaggio saliente, perché io ho già messo a punto un progetto per il recupero delle periferie, perché il mio motto è bellezza e legalità, e la bellezza la voglio fare attraverso la declinazione di tutte le arti, con la musica, con lo sport, con la danza, con il teatro e tutto quanto, e ovviamente questo fa parte del pacchetto istruzione, perché se tu un ragazzino lo foraggi di cose belle e lo foraggi di cultura, ma non in termini di erudizione, ma la cultura del rispetto e la cultura del bello, sicuramente avrai tanti replicanti di JoJo e non avrai tanti replicanti di LB. Quindi questa è proprio una condizio sine qua non, per cui ho fatto già partire tanti progetti e mo li voglio. È un progetto sociologico per il recupero delle periferie che ho già presentato in commissione parlamentare in audizione per le periferie, e lo farò per tutta Italia partendo da Caivano a breve, quindi stiamo iniziando a lavorare perfettamente bene su questo aspetto. E niente. Daniela Di Maggio, Antonio Pellone te l'ha detto che la nostra radio è a tua disposizione quando vuoi, qualsiasi cosa, ma io però non voglio essere soltanto ospite, io voglio venire a fare proprio lo speaker. Quello che ti stavo di guarda, mi hai anticipato, Daniela, io quello ti stavo dicendo, quando sarai su Milano oppure ci organizziamo, vieni volentieri,
vieni e la fai dal vivo con noi, sarebbe bellissimo. Guardi, io ti sto Sì, invitando ufficialmente, ti ha invitato Mimmo, ti aspettiamo veramente ma ci vengo veramente con è piacere. una Mi sento a promessa casa questa, e quindi ci vengo è sicuramente. una promessa, occhio, occhio che è tutto registrato, quindi poi dopo non dire no, non posso venire, ti aspettiamo. No, va Ti benissimo. aspettiamo qua in via Bellerio a Milano, quindi quando vuoi la radio è casa tua, ma anche Sicuramente, quando vuoi sicuramente. intervenire, noi siamo a tua completa disposizione e certamente ti sosteniamo perché meriti tutto il bene di questo mondo e tutto il sostegno di questo mondo e Grazie, stiamo grazie di noi cuore, dalla tua veramente parte. grazie, Va bene, grazie. ci vediamo Un abbraccio a presto, tutti quanti buon voi e ai weekend, radiospettatori. buon weekend, un abbraccio. E lo Grazie. diciamo, evviva Giorgio sempre a prescindere, Evviva che è sempre tra Giorgio, noi. grazie, Ok, grazie. ciao Daniela, ciao, Buonasera, ciao, 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 ciao. ciao. Grazie Daniele. Mimmo, Caro Antonio, poi, volevo delle tue io considerazioni sulla puntata di oggi. che sei uno che fa sempre queste belle sorprese, fare le trasmissioni così vissute, secondo me è la cosa più bella, perché appunto dimostra quanto noi siamo in mezzo alla gente. In mezzo alla gente? Anche se, Sì. sì, anche se trasmettiamo da via Bellerio, da uno studio radiofonico abbastanza semplice, abbastanza umile, però ecco, noi abbiamo questa capacità di stare sempre in mezzo alla gente, nei fatti vivi, insomma, noi non facciamo chiacchiere, non vendiamo baggianate, noi ci interessiamo di quelli che sono i problemi veri e li mettiamo a disposizione di tutti. È chiaro che appunto se ci arrivasse qualche aiuto in più non sarebbe male. Vabbè, Insomma, quello sì. comunque. Mimmo, vabbè, ma noi lavoriamo così perché noi siamo dalla parte di chi ha subito, noi siamo dalla parte di chi, diciamo, chi ha scelto, perché c'è un muro, no? C'è chi sceglie di stare dall'altra parte e chi sceglie di stare dalla parte giusta. Noi siamo persone che hanno scelto di stare dalla parte giusta e quindi quando io parlo che il primo rispetto lo si deve alle vittime di reato, quindi in questo caso a Daniela, ma come alle tantissime vittime di reato che purtroppo hanno vissuto situazioni simili a quelle di Daniele, se non pure peggio in alcuni casi, va dato sostegno e rispetto. Ecco perché ti dico che io mi incazzo quando leggo pseudocomunicati di una parte politica, mi incazzo quando leggo comunicati di alcuni garanti dei detenuti che escono dall'istituto e iniziano a dire in carcere fa caldo, dobbiamo amnistia, indulto, portiamo i giorni da 45 a 75, questi devono uscire. No, questi devono pagare la certezza della pena, hanno sbagliato e pagano fino all'ultimo secondo, punto. Senza se e senza ma. Perché anche il mio Antonio, finisco Mimmo. Sta cosa mi fa. Fammi dire una cosa prima che finisci, Sì. ascolta, ma quando il garante dei detenuti dice che nelle carceri fa caldo, che non si respira, ma magari riuscisse a far installare l'aria condizionata in tutte le galere, perché così ne usufruirebbero anche gli uomini e le donne della polizia. Lì volevo arrivare, perché come dicevo prima, il mio collega lavora in sezione a 40 gradi, il mio collega lavora sul muro di cinta sotto un sole a 40, 45, 50 gradi col mitra in mano, deve andare avanti e indietro. Quel povero Cristo di muratore è su un tetto perché deve portarsi la pagnotta a casa. E vedi, sono persone che fanno il lavoro e si guadagnano i soldi con onestà. Quindi chi è dentro ha sbagliato. E quindi il primo pensiero, ripeto, va alle vittime di queste persone, quindi alle vittime di reato, quindi a Daniela e ad altre persone che hanno subito da questi signori, perché veramente è diventato uno spot. Vengono in carcere, escono dopo mezz'ora, fanno il solito comunicatino, fa caldo, dai, cacciamoli sotto e sopra. E poi cosa accade? Accade che mi metti sotto sopra un istituto perché tu cosa fai? Non fare altro che istigare, no? I detenuti, che c'è sempre una frangia che non rispetta le regole, che aspetta solo qualcosina per iniziare a fare casino. Tu te ne vai in spiaggia o in vacanza e il poliziotto, tutti gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari si devono subire ovviamente rivolte, casini, proteste varie. Quindi basta, non venite alle carceri, andatevi a fare una bella passeggiata al mare, andate da altre parti tranne che nelle carceri, perché quando venite alle carceri fate danni. Tutto qui.
Mi sa che Mi- siamo arrivati oltre il nostro tempo, sbaglio? Ancora non ti ha Sì, sgridato sì, no, Sveva? Sveva già mi ha segnalato, credo che ci abbiamo ancora un minutino, giusto per i saluti, Mimmo, quindi saluta. Grazie Antonio, grazie per la tua capacità di coinvolgere sempre più gente, più persone, perché io in effetti devo ammetterlo, sarà l'età, sarà anche il fatto che mo sto cercando di riprendermi dall'intervento che ho subito, ma sono diventato un pochino spento. Meno male che ci sei tu. No, sei Capito? spento, sai perché Mimmo sei spento? Perché sei in ferie da 3 mesi, ti sei pure annoiato, quindi è ora che vieni un attimo a lavorare. Quindi il fatto che tu sei spento è per questo, non per altro, non perché sei vecchio o anziano. Quindi... Ho composto una canzoncina per te. Meno male che Antonio A c'è. posto siamo, dai, ok Mimmo, questo è il sole della capitale. Ci vediamo venerdì prossimo, Mimmo. Poi venerdì speriamo di avere con noi Federico, che salutiamo. Federico, ecco, voglio spendere 2 parole per Federico. Federico, pur di non recare danni ai colleghi che lavorano a turno, preferisce, come è giusto che sia, perché le persone per bene fanno così, preferisce dare una mano e sostenere i colleghi in servizio, quindi andare al lavoro, che magari rispetto a qualcun altro di starsene a casa e magari di approfittarne per fare la radio. Quindi onore veramente a Federico e spero di averlo presto tra noi, che ci manca. Quindi niente, Appena finisce il piano serie, occhio che appena finisce il piano serie certo. tornerò. Mimmo, tu sei a Roma, io sono a Milano, quindi ho rischio. Sveva mi guarda male, quindi dobbiamo chiudere. Volevo salutare a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ciao Mimmo, a venerdì, poi ci sentiamo in privato. Grazie a tutti coloro che oggi ci hanno ascoltato, hanno avuto la pazienza di ascoltare. Speriamo di aver offerto un ottimo servizio, perché ringrazio ancora Daniela Di Maggio, la mamma eroe, no? La mamma di Giambattista Cutolo, Giorgio, il ragazzo musicista che è stato ammazzato un annetto fa da un suo coetaneo per futili motivi. Quindi mai più casi come Giorgio. Ci vediamo venerdì prossimo, come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP e buonasera a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.